Un super cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa dello 02 di ottobre del 2020. È una giornata magnifica, a Milano splende il sole, su tutto il nord sarà una temperatura meravigliosamente primaverile ad accompagnarci in questo lungo, fantastico e progressivo weekend. E come al solito non potete fare a meno di compulsare nevroticamente il sito radiorpl.it, così potete scoprire tutto su questa fantastica radio che non ha pari in tutto l'orbe terracqueo. Lo dico senza alcuna ombra di ironia perché purtroppamente è vero per tutti i concorrenti, purtroppamente. Andiamo a vedere l'ansa.it. Di spalle Donald Trump e la moglie, i Trump in quarantena, consigliera positiva al virus. Donald Trump e la First Lady Melania in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. In Italia contagi record 2500 in 24 ore, ma non importa se siano sintomatici o non sintomatici, cioè se uno sta bene o sta male, non importa, l'importante è che sia positivo in maniera tale che possiamo poi arrivare al 31 dell'1 del 2021 e possibilmente fino al 2023 con la gestione in emergenza. No, poi non serve più perché c'è il semestre bianco e quindi superiamo l'emergenza tranquillamente. Contagi record in 24 ore 2500 nel Lazio. Mascherine all'aperto. In Lombardia si sta studiando di tenere la mascherina anche mentre si dorme di notte nella propria camera. Lombardia, Veneto e le regioni leghiste stanno pensando di adottare questa misura estrema per prevenire le misure governative e risultare poi più bravi e più giudiziosi. Naturalmente questa è una cazzata. Mai così alto in alto da 5 mesi il numero dei contagi, record di tamponi. Oltre 118.000 e ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA.it. I fidanzati uccisi, il GIP ha deciso resta in carcere l'omicida, ci mancherebbe altro. Guerra tra governo e autostrade per l'Italia, Atlantia presenterà un esposto perturbativa. Secondo voi chi avrà ragione alla fine? Si accettano scommesse molto facili. Intanto Covid in Francia, 14.000 casi in 24 ore. Altri 63 morti da ieri. Conte, sul recovery tutti nell'Unione Europea lavorino con coerenza. E poi maltempo in arrivo con nubifragi e burrasche di vento. Domani sarà colpito il nord, sabato anche il centro, saliscendi delle temperature. Che strano, siamo in autunno quasi e il tempo non è più bello come in estate. È molto strano, non c'è più il tempo di una volta, è ovvio. Mentre è morto di cancro il primo caso al mondo guarito dall'AIDS. Può succedere purtroppamente. Mentre sempre dal primo piano, ma dell'agenzia di N. Kronos, sempre Trump, con io e Melania positivi, ha detto il presidente degli Stati Uniti, siamo in quarantena. Il presidente ha annunciato i risultati dei test, supereremo questo insieme. Il medico personale dice che il presidente e la First Lady saranno anche positivi, ma stanno bene. Poi c'è nel Movimento 5 Stelle Di Battista, che ha perso il contratto col Fatto Quotidiano, gliel'avevano fatto a quanto pare anche dandogli un bel paccone di soldi per fare l'inviato nei posti del Sud America e altrove, per fare dei reportage che non leggeva neanche il fratello. Comunque il Fatto Quotidiano, da quando Di Battista è critico verso l'alleanza col PD e verso Conte, l'ha mandato a fare in cuore e quindi sostanzialmente esso deve trovarsi un'occupazione. Torna in politica Di Battista, ci stiamo indebolendo come Ludeur, dice. Che Guevara de Noantri, mentre dal Vaticano Becciu dice compatisco per l'Asca per il momento difficile, ma è tutto platealmente falso. Perlasca era il suo segretario assistente per 11 anni. In relazione alle dichiarazioni attribuite dalla stampa a Monsignor Perlasca, il cardinale Angelo Becciu, non fare incazzare un sardo, esprime estremo stupore e dolore, denunciandone la plateale falsità, pur compatendolo umanamente e cristianamente, dice Becciu, per il difficile momento personale che sta attraversando a causa dell'indagine, in relazione alla quale con tali presunte dichiarazioni si starebbe difendendo, sentite che periodare fantastico, Sua Eminenza, cioè Becciu, respinge decisamente ogni tipo di allusione su fantomatici rapporti privilegiati con la stampa che si vorrebbero utilizzati a fini diffamatori nei confronti di altri prelati, trattandosi di fatti scopertamente falsi, quelli che dice Perlasca,
Ho ricevuto mandato di denunciarne, conclude l'avvocato di Becciu Viglione, la diffamatorietà, da qualunque fonte provengano. Cioè per l'Asca dice un sacco di fesserie, dice il cardinale, ex cardinale Becciu, mentre Conte ha detto che proporremo lo stato d'emergenza fino a gennaio, di quale anno non si sa. L'omicidio dei fidanzati ne abbiamo già letto, e poi Burioni, torna Burioni. Sul Covid, quello che diceva che non c'era il Covid, non c'era il rischio, siamo tranquilli, bla bla bla, all'inizio, nel febbraio di quest'anno, adesso torna a dire agli italiani il signor Burioni: state attenti, la situazione peggiora, le cose cominciano a mettersi peggio, vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, anche dormendo, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani e mettetevi dei cappelli. Lo scrive su Twitter il virologo Burioni. Nel paese si sono registrati un sacco di casi. Il virus è lì fuori, ha detto Burioni, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera, dipende tutto da noi. Paura? Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia di N Cronos c'è Mastella. Udeur Di Battista è leader nelle idiozie, e in questo caso Mastella è inoppugnabilmente nella ragione. Di Battista non conosce la storia italiana, mentre conosce la geografia, avendo girato il mondo a spese di qualche giornale con reportage inutili e noiosi. Grande Clemente. Ci sono persone che hanno la capacità e l'intelligenza e la manifestano in ogni occasione, pur avendo opinioni differenti rispetto magari ad altri partiti. Altri invece hanno una finta intelligenza sopravvalutata, al di là del dovuto, dice Clemente Mastella. Questo piccolo Robespierre dei miei stivali, cioè Di Battista, esprime giudizi storici di cronaca politica che non conosce. Voglio dire semplicemente quello che dicevano loro a me. Vaffa, dice alla DN Cronos il sindaco di Benevento, fondatore dell'Udeur, Clemente Mastella, commentando le parole di Alessandro Di Battista a Piazza Pulita, dove accusa il Movimento 5 Stelle di essere diventato come l'Udeur, attaccato alle poltrone, così. Di Battista che dice appunto che così facendo si andrà verso un indebolimento dei 5 Stelle, che diventeranno un partito più come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto, ha detto Di Battista, facendo sorgere così stentoreamente a difesa della propria storia l'ottimo, inarrivabile Clemente Mastella. Mentre, sempre dalla DN Cronos, cosa c'è ancora di interessante? Coronavirus, Parigi a rischio, allerta massima. Il ministro della sanità francese Véran ha detto significa basta feste in famiglia, basta serate, bar chiusi e appunto mascherine anche di notte, come propongono i governatori leghisti del nord dell'Italia. Sulla nave Gregoretti, Cacciari, Salvini valuteranno i magistrati, ipocrisia di Conte, 5 Stelle indecenti. Dice il filosofo Cacciari, è sindaco di Venezia e presenzialista televisivo, sulla questione di Salvini e del processo. Tra l'altro oggi ne continueremo a seguire larghissimamente 3 giorni con ieri. Da Catania alle 10 si riprende con turismo, agricoltura, pesca e territorio, tutela del Made in Italy, vincoli e libertà. E poi dopo, a seguire, Giancarlo Giorgetti alle 11.30 circa con Gianfranco Miciché. Altro tema interessante. Alle 15 ascolterete Alberto Bagnai con Annibale Chiriaco, imprenditore responsabile del Dipartimento Attività Produttive, e Giovanni Battista Dagnino, preside del corso di laurea di Economia e Management alla LUMSA, l'Università Cattolica. Francesca Donato, europarlamentare leghista, Marco Zanni, europarlamentare della Lega. Poi alle 16.30 Covid-19, Governo Conte, la nostra libertà, le verità nascoste sull'emergenza. Alle 18.30 prima gli italiani, una sfida di libertà. Sarà Maria Giovanna Maglia a intervistare Matteo Salvini. Tutto su RPL, naturalmente. Lasciamo anche l'ottimo Cacciari e lasciamo pure la DN Cronos con il Vaticano. Padre Guerrero dice: le perdite del Palazzo di Londra non sono state coperte con l'obolo di San Pietro, quindi continuate a darci il quattrino che non fa male. Per quel che so, le perdite di Londra non sono state coperte con l'obolo, ma con altri fondi di riserva della Segreteria di Stato, dice il prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Juan Antonio Guerrero Alves, in un'intervista con i media vaticani a proposito del celeberrimo Palazzo di Londra. Mentre von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea, ha annunciato procedura di infrazione contro la Gran Bretagna per la legge sul mercato interno. Avevamo invitato il Regno Unito a rimuovere le parti problematiche della legge entro la fine di settembre. E poi ancora africani di merda, un raid contro migranti
arrestato il branco. In Sicilia, a Marsala, raid punitivi contro extracomunitari inermi picchiati per odio razziale. Gli agenti del commissariato di Marsala, Trapani e Palermo hanno arrestato i 3 componenti di un branco, con un branchetto di 3, insomma, con l'accusa di violenza privata, minaccia, lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Con ciò ci congediamo dalla pur ottima dnkronos.com e andiamo intanto a vedere la pagina Facebook del capitano Salvini, denunciato. Chi? Uno che ha scritto così: Salvini, a tua figlia le faccio schizzar fuori il cervello, fatti i cazzi tuoi, l'ultimo avvertimento, ti sgozzo vivo se ti esprimi in campi in cui non sei esperto, e non parlarmi di cultura che qualche secolo fa eravate come animali. Un pirla di questo tipo, che si firma soldato ariano antisalvinista, è stato denunciato da Matteo Salvini, che ce lo racconta sulla sua pagina Facebook. L'affetto della gente di Milazzo, evitare rime, in provincia di Messina, appunto, una preghiera per Aurelio che si è sacrificato per salvare 2 vite e un pensiero alla sua famiglia. L'abbraccio alla splendida comunità. Lasciamo la pagina Facebook del capitano Salvini per andare invece ai quotidiani di oggi. Quotidiani di oggi ce li abbiamo, ma certamente che ce li abbiamo. Adesso entriamo nella nostra fantastica edicola digitale e ci divertiamo come non mai a leggere le prime pagine, e non solo, dei quotidiani di oggi. Partiamo dal mitico Corriere della Sera, mitico nel 1876 quando fu fondato. Un balzo nei contagi, attenzione amici e amiche italiane e italiani. Stato d'emergenza prolungato fino al 31 gennaio, l'anno non si dice. L'impennata dei contagi, Veneto, Campania, Lombardia, le regioni più colpite. Mai così tanti entrati in contatto col virus negli ultimi 5 mesi, ma è record anche di tamponi effettuati. Il governo chiederà la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio, punto, scrive il Corriere della Sera. Meglio usare il punto dopo 31 gennaio perché non si sa di quale anno finirà. Non finirà. Finirà, non finirà? L'emergenza finirà? Non finirà? Chi lo sa? Meglio mettere il punto dopo 31 gennaio. Anno? Boh. A ufficializzarlo dopo le prime indiscrezioni è stato lo stesso presidente del Coniglio, Giuseppe Conte. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, la foto sui social di Chrissy Teigen, 34 anni, John Legend, foto su Instagram che racconta il dolore per la perdita del figlio. La modella e il cantante hanno perso il 3° figlio, un dolore mai provato prima. Il dolore di chi ha appena perso un figlio nato morto per complicazioni durante la gravidanza. E onestamente, al di là del dolore, ci sono milioni di persone nel mondo, miliardi forse nella storia dell'umanità, che hanno sperimentato purtroppo questo dolore. Per cui, prima pagina del Corriere della Sera. Benissimo. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, ecco come la BCE si prepara a emettere l'euro digitale. Questo lo racconta Fabio Panetta, che è stato, se non sbaglio, un vertice della Banca d'Italia e già nel consiglio di amministrazione della BCE. Non vorrei sbagliarmi, ma comunque un banchiere di altissimo rango. La digitalizzazione, in risposta all'esigenza di immediatezza per fare acquisti, per lavorare, per interagire con gli altri. La digitalizzazione, scrive l'illustre banchiere, sta modificando la nostra cultura, la nostra economia, e l'euro diventerà appunto digitale, ci racconta l'illustre banchiere a pagina 1 e a pagina 34 del Corriere della Sera. Vediamo di capirne un po' di più. Sistemi di pagamento più high tech, la Banca Centrale Europea è pronta a introdurre l'euro digitale, non avremo più quella cartaccia schifosa e che porta il virus nelle tasche. Nei prossimi mesi la sperimentazione. Fabio Panetta, economista, direttore generale di Banca Italia e membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea dal 1 gennaio di quest'anno. L'Europa vuole assumere un ruolo guida nella digitalizzazione dell'economia. Quindi ci sarà l'euro digitale. Mentre sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidamente agli altri titoli di primo piano. Le lezioni che impareremo dalla pandemia. Scrive Sergio Harari, le cure, i vaccini, le scelte politiche, cosa resterà dopo la pandemia, una roba che veramente la legge il cugino di Harari. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, guerra legale dell'Europa contro Londra, l'Unione Europea contro il Regno Unito sulla Brexit, Ursula von der Leyen ha annunciato un'azione legale. I motivi? La legge sul mercato interno voluta da Londra e gli accordi violati sul confine irlandese.
La cronaca nera da Lecce, il piano del killer, e poi Vaticano, i ricatti tra alti prelati con bonifici e dossier alla Veneta, documenti sugli investimenti immobiliari, sui conti correnti conservati da monsignori e funzionari vaticani, attività di dossieraggio dietro la svolta che ha portato alle dimissioni del cardinale Becciu. Così il Corriere della Sera. Il primo piano è tutto dedicato a come siamo messi male, contagi, 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 paura, 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 emergenza, 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 gennaio, gennaio, gennaio. Così vivremo, c'è una pagina molto interessante, a pagina 5 del Corriere della Sera. Così vivremo nei prossimi 7 mesi. Il divieto di assembramento potrebbe essere inasprito. Alcuni governatori pensano di impedire le feste private. Ci metteranno le telecamere in casa per controllarci meglio cosa facciamo, cosa non facciamo, quante persone entrano a casa nostra, chi vediamo, quanti siamo nelle singole abitazioni. È una misura da fare. E poi ci controlleranno anche se rispettiamo l'obbligo di mettere la mascherina quando dormiamo nella nostra camera da letto e possibilmente soli. Verrà introdotto anche il divieto di dormire col coniuge. Così vivremo nei prossimi 7 mesi, scrive il Corriere della Sera con Monica Guerzoni. Avremo le mascherine sicuramente, indubbiamente, nelle strade. I trasporti pubblici in un vagone della metropolitana potranno salire al massimo 2 persone. Al lavoro da casa o in ufficio, ma senza cani e gatti intorno. L'ingresso in Italia con test negativo. Chiunque voglia entrare in Italia deve sottoporsi a 18 test di fila. Così vivremo nei prossimi 7 mesi. Ce lo racconta il Corriere della Sera, mentre il Vaticano tira dritto sulla Cina. Con gli Stati Uniti siamo cordiali, ma che vadano a fancuore. Incontro di 45 minuti tra Parolin e Pompeo, con le loro belle mascherine, dopo il no del Papa alla richiesta di udienza. Il cardinale Parolin, ministro degli esteri omologo di Pompeo, appunto, ha detto: rivendichiamo la nostra scelta di intesa. La politica non c'entra, è una questione ecclesiale, ha detto Parolin. Attenzione, un attimo soltanto, perché qua volevamo fare uno stacco musicale, magari ci arriviamo tra un po'. No, che palle. Scusate, mi sto risolvendo da solo una rognetta causata da me, peraltro. Allora, Cainarca, sveglia. Ci siamo? Quasi, benissimo. Dopodiché, no, non adesso. Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa. Sto parlando tra me e me, scusate, mentre vi fate il caffè. Incontro di 45 minuti tra Parolin e Pompeo, no del Papa, la richiesta di udienza. Dicevamo, Parolin ha detto: rivendichiamo la nostra scelta di intesa con la Cina. Cosa c'è meglio della Cina al mondo? La politica non c'entra, è una questione ecclesiale. Cosa c'è di meglio di una chiesa sottoposta al Partito Comunista? Cose dei turchi, avrebbe detto Frassica. Fino a poco tempo fa non sembrava che l'esigenza primaria della Chiesa Cattolica fosse assoggettarsi al Partito Comunista. Adesso sì. Il ministro di Trump, invece, Pompeo, ha detto: siamo grati per gli sforzi umanitari della Santa Sede nel mondo, siamo partner sui diritti umani. Che signore Pompeo, ma non era un buzzurro schifoso. L'accordo con Pechino resterà segreto, speriamo di poter proseguire a nominare vescovi per le sedi vacanti. In fin dei conti, ha detto Parolin, cerchiamo tutti la stessa cosa, la libertà religiosa e una vita normale per la gente. Noi ci differenziamo sul metodo, e il metodo è tutto. Il metodo è appoggiarsi al Partito Comunista Cinese. È un ottimo metodo per il segretario di Stato Parolin. Punti di vista, non è che si critica. Uno la pensa così, quell'altro la pensa cosà. Parolin così, Pompeo cosà. E noi in mezzo. La nota ufficiale della Santa Sede parla di 45 minuti di colloquio naturalmente cordiale, rispettoso, eccetera. Le immagini mostrano volti distesi, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, la Cina è molto vicina al Vaticano, mentre bonifici, dossier ricatti, la guerra tra alti prelati, la pista che porta in Australia, la lotta tra i cardinali Becciu e Pell, un bel giro di quattrini, 700.000 euro di qua, 100.000 di là, 1 milione, 1 milioncino, 100 milioni, 454 milioni. E il dio uno e quattrino, insomma, mentre si gira pagina e si va al processo per la nave Gregoretti. La Lega si stringe attorno a Salvini a Catania, aspettando l'udienza in tribunale di domani per la vicenda Gregoretti, per la quale il leader leghista rischia il processo. Ma c'è anche un'altra storia che riguarda invece, poi vedremo, un'indagine giudiziaria su Fratelli d'Italia, ma ci arriviamo. Vado a testa alta, Pontida del Sud a Catania, tensione per i cortei, scrive il
Corriere della Sera, oggi c'è il forzista Miciché a colloquio con Giorgetti, lo sentiremo poi nel corso della giornata. Verso le 11:30 mezzogiorno, insomma, il confronto Giorgetti-Miciché, quello dei piccioli, ve lo ricorderete, Miciché, che ci teneva tanto a che i piccioli arrivassero in Sicilia, i soldi. Nel pomeriggio di oggi è in programma l'intervista a Matteo Salvini di Maria Giovanna Maglie. Abbiamo scelto di fare una manifestazione lontani dal Palazzo di Giustizia, dice l'assessore leghista nella giunta siciliana Musumeci Alberto Savonà, ma c'è chi non gradisce in città. Accusa e difesa le riassume Giovanni Bianconi: sequestro di persona o legittima scelta politica? Così si giocherà la partita su Salvini. Sequestro di persona è l'imputazione. Quello che comincia domani non è il processo a Salvini per il sequestro di persona in danno di 131 migranti nave Gregoretti 27-31 luglio 2019, bensì il prologo di un eventuale processo. L'udienza preliminare davanti al giudice Sarpietro, quello che ha detto a me Palamara mi ha danneggiato, io sono integerrimo e giudico secondo scienza e coscienza. L'udienza preliminare dunque, che non si concluderà sabato ma andrà avanti settimane, serve a stabilire se Salvini, imputato di quel reato, debba essere rinviato a giudizio oppure no. Lo deciderà il giudice al termine di un appuntamento particolare rispetto alla normale dialettica giudiziaria, perché a chiedere di processare Salvini non è stata la procura, che sarà presente in aula, ma un tribunale dei ministri che non esiste più. I 3 magistrati che ne facevano parte, scaduto l'incarico biennale, sono stati sostituiti da altri 3. Ma prima di andarsene hanno lasciato un'eredità pesante politicamente, avallata dall'autorizzazione a procedere concessa dal Senato. A raccoglierla dovrebbe essere la Procura, che però ha già sostenuto che a suo parere non esistono gli estremi di reato contro Salvini. La Procura aveva chiesto l'archiviazione. Secondo l'accusa, la mancata autorizzazione allo sbarco da parte di Salvini provocò una situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con limitazione della libertà dei migranti di movimento, trattenuti in condizioni di disagio e sofferenza. La difesa di Salvini ribatte che, stando alle convenzioni internazionali, un luogo sicuro potrebbe non essere sulla terraferma. Anche la Gregoretti lo era, visto che ai migranti furono garantite cure e cibo. E non entriamo nel dettaglio, perché ormai la sanno tutti la storia. Mentre elite sul decreto sicurezza, Crimi prova a fermare il PD. Guardate che le norme di Salvini non erano così schifose, dice il Movimento 5 Stelle. Vedremo se è urgente cambiarle. Zingaretti parla anche di legge elettorale, la soglia del 5% non è discutibile. Il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, clandestini un tumore. Frase shock, nuove polemiche sull'amministrazione leghista di Ferrara. Via Facebook il sindaco Fabbri ha scritto: clandestini violenti, spacciatori seriali, che altro non fanno che rendere meno sicura la città, sono un tumore da sradicare. Parole che arrivano dopo la notizia del rigetto da parte della questura di 134 permessi dall'inizio dell'anno e 12 revoche di permessi di soggiorno. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, andiamo rapidi, Di Battista che dice: ai 5 Stelle finiremo come l'Udeur, c'è chi non mi vuole capo. Conte che resta in piedi aiutato da partiti deboli nel retroscena di Verderami. Diventare leader del centrodestra, il bivio sulla strada di Giorgia Meloni, commentato da Antonio Polito. E poi finalmente andiamo alla pagina degli esteri, finalmente si fa per dire: guerra legale dell'Unione Europea contro Londra, avviata la procedura di infrazione per gli accordi violati sul confine irlandese, ma la replica della Gran Bretagna è: tuteliamo il Regno Unito. Poi in Bielorussia gli atleti sfidano il presidente Lukashenko, in carcere la cestista olimpica Jelena Leucianka, condannata, dobbiamo appoggiare, ha detto la nostra gente. Mentre, sempre dal Corriere, andiamo alla cronaca. Da Milano è uno dei più affermati designer italiani, premio Compasso d'Oro nell'87 e nel 94, opere esposte al MoMA di New York, al Centre Pompidou di Parigi, primo studio in Italia nel 2012 con 11 milioni di ricavi in un anno. Insomma, un designer famosissimo, Antonio Citterio, settantenne, truffato per 4 milioni e mezzo dalla segretaria. Secondo i pubblici ministeri, la donna e un funzionario di banca hanno incassato 234 assegni e usato 21 carte. Il GIP ha disposto il sequestro di 4 milioni e mezzo di euro contro Lidia Scagliotti, segretaria del noto designer, e un funzionario di banca, Simone Facchinetti, nell'ambito di un'indagine per truffa ai danni del designer, appunto, Antonio Citterio. E sempre dalla cronaca, misteriosa aggressione al celebre avvocato e senatore Piero Longo, ex legale di Silvio Berlusconi,
Arrestati 2 fidanzati. A Padova, Longo ha esploso alcuni colpi di pistola per difendersi. Mercoledì scorso, verso le 23, il 76enne ex parlamentare di Forza Italia, avvocato di fiducia di Berlusconi, è stato aggredito e picchiato nell'androne del palazzo dove abita, in centro storico a Padova. Dopo un corpo a corpo gli hanno strappato l'arma, scappando con un terzo complice. Longo ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni, aveva risposto al citofono, era sceso portando con sé una pistola regolarmente denunciata. Ad attenderlo 2 persone, un uomo e una donna, autori del pestaggio. Un terzo faceva da palo. I 3 fermati da una volante non lontano dal luogo dell'aggressione. Sono 2 fidanzati, Luca Zanon, maestro di sci, e Silvia Maran, commercialista padovana. Mentre sempre dal Corriere della Sera, cosa ci rimane ancora da segnalare? La vicenda di Roma con il cimitero dei feti con sopra, abortiti con sopra i nomi delle madri aborzienti che hanno abortito, insomma. Ipotesi class action, si muove il PM. Rimpallo di responsabilità tra l'azienda dei rifiuti, Ama, e ospedali e scontro sulla privacy. Rifiuti feti, naturalmente. 3 giorni fa una donna che ha subito interruzione terapeutica di gravidanza ha raccontato di aver saputo che il feto era stato seppellito nel cimitero di Prima Porta con una croce su cui c'è il suo nome della donna senza averlo autorizzato. Sui social altre donne stanno raccontando le stesse cose. Ancora dal Corriere della Sera, pagina economica, cosa ci rimane da segnalare? Questo, che nell'Ilva è pronto il ritorno dello Stato, Invitalia punta alla maggioranza, Arcelor disponibile al coinvestimento, il nodo, valutazione a 2 anni dall'intesa. Una vicenda che ormai è incancrenita a un livello inverosimile. Pagina di cultura del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo commenta l'uscita domani in libreria del volume Le 7 parole di Cristo, pubblicato da Il Mulino, dove si confrontano Riccardo Muti, direttore d'orchestra, e Massimo Cacciari, a partire dalle opere di Masaccio e di Franz Joseph Haydn, per ascoltare l'umanità di Gesù, un confronto sulla passione di Cristo, a partire appunto dalle opere di Masaccio e di Haydn. Sempre dal Corriere della Sera, poi andiamo alla cronaca milanese e lombarda per segnalare una cosa abbastanza curiosa: una scuola che trasloca in una cascina, niente pagelle, lezioni sull'AIA e la natura come anti-Covid, corsi con metodo steineriano, gli alunni di prima e di seconda restano insieme. Siamo a Cascina, all'interno, al Parco delle Cave, in via Fratelli Zoia, più o meno nella zona di Baggio a Milano. Con ciò lasciamo anche il Corriere della Sera e andiamo come un solo uomo. C'è da segnalare ancora sul caso della Lombardia Film Commission, con i 2 commercialisti vicini alla Lega, come scrivono i giornali, di Rubba e Manzoni. Si apre un altro fronte dopo l'inchiesta sul capannone di Cormano, contestata la nomina nell'organismo di vigilanza. Il Comune di Milano chiede un nuovo avviso pubblico perché si tratta di una scelta fatta in solitaria. Oltre al CDA, al Consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro, che divide comune e regione, c'è un'altra guerra, quella di Lombardia Film Commission, fondazione che ha come soci appunto regione e comune, al centro dell'inchiesta della magistratura sul capannone, un acquisto gonfiato del capannone a Cormano. A fare da detonatore l'avviso pubblico con cui il presidente di Film Commission Lombardia, Alberto Dell'Acqua, ha dato il via alla raccolta di manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo organismo di vigilanza, una roba che veramente interessa 4 gatti. Mentre per quanto concerne il Piccolo Teatro, il CDA si allarga, tra regione e comune volano parole grosse, l'assessore Galli parla di scelta becera, Stefano Galli, il PD contro Fontana, tra poco. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ma quanto bella e simpatica è questa musica, o quanto simpatica e bella è. Nasce oggi, 2 ottobre, ma del 1893, in Minnesota, nei meravigliosi Stati Uniti, Leroy Shield, autore di colonne sonore cinematografiche, compositore. Qui la canzone tema dei film e anche dei cortometraggi o lungometraggi di Laurel e Hardy, cioè di Stanlio e Olio. Bellissima. Leroy Shield nasce oggi, 2 ottobre, insieme a tanti altri personaggi che conosceremo nel corso della rassegna stampa con i compleanni del giorno nell'ambito musicale. Torniamo tuttavia ai giornali. Questione del Piccolo Teatro di Milano, un'istituzione culturale, cultura con la C maiuscola naturalmente. Se si fosse votato alla Camera ci sarebbe stata l'unanimità. Il CDA del Piccolo ha cooptato, in base allo statuto, 2 nuovi consiglieri di amministrazione. L'ex ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, Università Cattolica, e la presidente di Teatri per Milano Mimma Guastoni. Una risposta becera e arrogante, dice l'assessore regionale Stefano Galli. Il voto per l'allargamento del consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano da 6 a 8 consiglieri, un astenuto, dovrebbe essere considerato votato all'unanimità. Un paradosso per spiegare quello che ha le sembianze di un'incongruenza, perché Emanuela Carcano, consigliera nominata dalla Regione, insomma il Corriere della Sera quando ti vuole spiegare una roba e non te la spiega ti fa solo che incazzare. Hanno praticamente allargato il CDA cooptando 2 persone per evitare nomine da parte della Lega. Punto e basta, in estrema sintesi. Mentre sentite che bella storia d'amore da Lissone, un professore di lettere 60enne in un istituto tecnico è stato rinviato a giudizio, ingiustamente diciamo, perché l'amore deve vincere sempre. L'uomo, 60 anni, ha avuto una relazione, giusto appunto d'amore, con una studentessa di 16 anni. L'insegnante è accusato di atti sessuali, ma lui dice: non ho fatto sesso con la studentessa, era amore e le ho regalato l'anello. La difesa del prof, rinviato a giudizio per la relazione con l'allieva sedicenne, così scrive il Corriere nella cronaca lombarda, mentre per abuso d'ufficio è indagata a Cremona la direttrice del Teatro Ponchielli. Si tratta di Angela Cauzzi, 69 anni, soprintendente in uscita dal prestigioso Teatro Ponchielli di Cremona, che ha diretto per 26 anni. In maggio il Consiglio di amministrazione annunciò la fine del suo mandato. Tra i criteri per porre fine all'incarico, la non conoscenza della lingua inglese. Ha favorito i familiari, adesso è l'accusa di abuso d'ufficio, indagine su di lei, vantaggi patrimoniali anche al fratello è l'accusa. Lasciamo con questo la cronaca lombarda, dove andiamo adesso a vedere la Repubblica che apre con un'intervistona del direttore Maurizio Molinari, niente po' di meno che a Mike Pompeo, il segretario di Stato americano. In prima pagina è riassunta così: Italia con gli Stati Uniti, dice Pompeo, per fermare la Cina. Condividiamo gli stessi valori, comprendiamo i rischi che vengono dalle relazioni con regimi autoritari impegnati in attività predatorie. Col Vaticano abbiamo approcci diversi su Pechino, ma l'obiettivo resta comune. La NATO è più forte, sarà ampliata la base di Aviano. E poi di spalla Google, primo sì, pagheranno le informazioni. L'informazione ha un prezzo, la grande trattativa inizia. Per la prima volta Google presenta un prodotto che offre agli utenti contenuti giornalistici, impegnandosi a pagare gli editori. L'amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, ha firmato l'annuncio del nuovo progetto che investirà in contenuti $1 miliardo nei prossimi 3 anni. Il debutto in Germania e Brasile, ma il diavolo è nei dettagli. L'Associazione Europea degli Editori è critica. Si comincia a parlare però di Google che paga per avere le notizie. Virus, l'onda d'autunno, scrive ancora Repubblica. Attenzione, cautela. Andate a dormire con la mascherina. In un giorno 2548 nuovi malati e boom nel Veneto. In Veneto sono diventati tutti pazzi, inviroleggiati. C'è il virus che dilaga ovunque, peggio dell'acqua alta. È un disastro. Contagi in oltre 900 scuole. Serie A rinviata a Genova-Torino. E il ministro Speranza ha detto: ci attendono mesi, anni, secoli difficili. La regione Lazio pronta a rendere obbligatoria la mascherina anche da morti. Il governo prolunga lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio del 2047, scrive Repubblica in prima pagina. Sempre da Repubblica, reddito di cittadinanza flop nelle città di Raggi e Appendino, le 2 orride sindache del Movimento 5 Stelle, strappo di Di Battista, l'alleanza col PD e la morte nera. Ma andiamo a vedere, smettendola di dire stupidaggini, l'intervista del direttore Maurizio Molinari, da sempre atlantista e israelofilo,
al segretario di Stato americano Mike Pompeo. Italia insieme agli Stati Uniti contro gli atti predatori del regime cinese. Abbiamo una forte intesa con l'Italia sulla risposta alla sfida cinese, dice il segretario di Stato Pompeo appena uscito dall'incontro in Vaticano col cardinale Parolin. Pompeo sceglie di consegnare in esclusiva a Repubblica le valutazioni maturate durante la sua missione in Italia. Tema: la competizione strategica con la Cina. 56 anni, Pompeo è il più stretto consigliere di Trump sui temi della sicurezza. Non abbassa mai lo sguardo dall'interlocutore, scrive Maurizio Molinari, ogni parola misurata, conosce a menadito la mappa delle crisi, cioè non è un pirla, e ha bene in mente come tutelare l'interesse dell'America d'intesa con gli alleati. I messaggi che ci consegna sono cristallini, scrive il direttore di Repubblica che lo intervista. In cima all'agenda globale la sfida cinese. Su questo l'intesa col governo Conte è salda. Col Vaticano disaccordi, mancato incontro col Papa, ma c'è una differenza solo di approccio, non di obiettivo con la Cina, dice Pompeo. Gli accordi di Abramo in Medio Oriente devono essere sostenuti dall'Europa. Si aspettano i palestinesi. In Libia, Russia e Turchia devono fare un passo indietro, dice ancora il segretario di Stato americano, e le basi italiane accoglieranno presto almeno parte delle truppe statunitensi in uscita dalla Germania, perché la NATO è diventata più forte. Siamo a un mese dall'Election Day, da ciò che afferma traspare anche un bilancio della politica di sicurezza del presidente Trump. Segretario è la prima domanda dell'intervista esclusiva del direttore di Repubblica Maurizio Molinari al segretario di Stato americano Pompeo. Lei ha detto di essere pronto a unire le forze con l'Unione Europea contro la Cina. Perché considerate la Cina una minaccia? Cosa si può fare per frenarla? Risponde il segretario di Stato americano, cioè il ministro degli esteri di Trump. Conosciamo il pericolo portato dai regimi autoritari. L'Europa sa quali minacce possono venire dalle iniziative dei comunisti e ora stiamo osservando le loro azioni. Siamo concentrati su Huawei, ma più in generale i loro investimenti non sono privati perché vengono sovvenzionati dallo Stato cinese. Non sono transazioni trasparenti, libere, commerciali come tante altre nel mondo, ma vengono eseguite a beneficio esclusivo del loro apparato di sicurezza. Sono azioni predatorie che nessuna nazione deve consentire. C'è il Partito Comunista Cinese all'origine di questi rischi e minacce. Perciò Europa e Stati Uniti devono unire gli sforzi, impedire alla Cina di avere successo in ciò che stanno provando a realizzare. La Cina in Italia. Il mondo intero era addormentato davanti alla minaccia cinese, inclusi gli Stati Uniti. È stato l'intervento del presidente Trump a far aprire gli occhi a tanti. Ora prendiamo questa minaccia molto seriamente, lo stesso vale per l'Europa. Il governo italiano, dice Mike Pompeo, inizia adesso a vedere con chiarezza quali sono i rischi associati agli investimenti provenienti dal Partito Comunista Cinese. In quali settori dell'economia italiana gli interventi cinesi sono più aggressivi? Si tratta, risponde il segretario di Stato americano, del sistema di telecomunicazioni, della gestione dei dati e delle infrastrutture più tradizionali, come strade, ponti, soprattutto porti marittimi, verso i quali i cinesi sono molto attivi. Si presentano con ingenti fondi sussidiati dal capitalismo di Stato, rendendo molto difficile per le aziende europee competere per appalti e commesse sul piano finanziario. Si pone così un grave rischio per la sicurezza nazionale che i governi europei, incluso quello italiano, devono prendere molto seriamente quando si trovano davanti a simili offerte da parte cinese. Qual è il comportamento del governo Conte davanti alle iniziative della Cina? Chiede Molinari. Come lo giudica Conte? Stanno dimostrando molta serietà, risponde Pompeo, e lo apprezziamo, ma non mi sorprende perché con l'Italia condividiamo gli stessi valori, comprendiamo i rischi che vengono dall'avere relazioni con regimi autoritari impegnati in attività predatorie. Sono rassicurato dalle iniziative adottate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal suo Ministro degli Esteri davanti alle mosse compiute dal Partito Comunista Cinese in Italia. Conte bravo dunque, dice Pompeo. In questo scenario interviene il direttore Molinari. Di competizione strategica fra Occidente e Cina, qual è la posizione in cui si trova il Vaticano? Il Vaticano è con noi, risponde Pompeo, perché condivide la nostra rabbia nei confronti delle violazioni dei diritti umani da parte del regime cinese, atti contro la dignità dell'uomo, ma abbiamo differenze nell'approccio, ovvero su come sia meglio affrontare la sfida delle relazioni con Pechino. La Santa Sede è un testimone morale del mondo con un enorme potere e un'enorme capacità di influenzare, perciò
A parolino ha sottolineato l'urgenza, dice Pompeo, di adoperare questo potere per chiarire alla Cina che ci sono attività inaccettabili. Stiamo parlando delle più gravi violazioni commesse contro la libertà di religione. Quando ho parlato all'arcivescovo Paul Gallagher e al cardinale Pietro Parolin, mi sono reso conto di quanto tengono a questi valori, al rispetto della libertà religiosa. Ci tengono perché tocca al cuore chi sono, come fedeli cattolici e cristiani. Gli chiediamo di continuare a usare la loro voce per migliorare la vita di milioni di persone che vivono in Cina. Eppure, interviene Molinari, l'incontro fra lei e Papa Francesco non è avvenuto e le polemiche su Pechino sono state pubbliche. Crede davvero che Stati Uniti e Vaticano abbiano lo stesso approccio alla libertà di religione in Cina? Risponde Pompeo: noi e la Santa Sede abbiamo lo stesso obiettivo, ma con approcci differenti. A Washington sono stati appena firmati gli accordi di Abramo, domanda ancora Molinari, sulla pace Israele, Emirati Arabi, Bahrain. Che ruolo può svolgere l'Europa? Si tratta di un'intesa storica, interviene Pompeo e risponde: un'opportunità enorme per continuare a espandere l'area di stabilità e pace in Medio Oriente. Il leader degli Emirati Arabi e quelli del Bahrain hanno compiuto un passo nobile, riconoscendo l'esistenza di Israele. Si è trattato di scelte sovrane, indipendenti, a cui i loro paesi erano già pronti. Altre nazioni si uniranno agli accordi di Abramo e credo che i leader europei possono sostenere attivamente questo processo, possono andare nei paesi della regione, affermare la necessità di riconoscere l'esistenza di Israele, perché si tratta di una decisione dovuta al buon senso e alla realtà storica. Israele è destinato ad esistere, ha il diritto di esistere, i paesi della regione hanno ogni interesse a sviluppare con Israele legami e interessi, dalla diplomazia ai commerci alla sicurezza. Credo che i leader europei, continua Mike Pompeo, possono svolgere un ruolo strategico fondamentale per assistere all'espansione di questo spirito di libertà, che consente anche di arginare e respingere l'Iran, Repubblica Islamica, che continua a essere la maggior forza di destabilizzazione in Medio Oriente. Domanda Molinari su Repubblica, intervista esclusiva a Mike Pompeo, segretario di Stato americano. Perché l'Europa dovrebbe farlo? Cosa rende gli accordi di Abramo strategici? In precedenza, risponde Pompeo, la teoria era che fino a quando il problema palestinese non fosse stato risolto, nulla di buono in Medio Oriente, fuoco e fiamme. Spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme avrebbe innescato la terza guerra mondiale. Il presidente Trump ha dimostrato che ciò era errato, perché si può rispettare il popolo palestinese e insieme creare un nuovo sistema di sicurezza e stabilità in Medio Oriente, capace di giovare a tutti, palestinesi inclusi. Speriamo che i leader del popolo palestinese si uniranno a noi, accettando di far parte di questo processo e iniziando seri negoziati con Israele. Non ci si può limitare a tirare Molotov, bisogna impegnarsi nella diplomazia. In realtà, interviene Molinari, l'autorità nazionale palestinese ha rigettato gli accordi di Abramo. Di cosa hanno bisogno i palestinesi per trattare? Una migliore offerta di pace o una nuova leadership? Hanno bisogno, risponde Pompeo, di impegnarsi a dialogare. Dopodiché si passa alla Libia. Si tratta di una nazione, dice il direttore di Repubblica, in preda alla guerra civile. Turchia e Russia si sono insediate militarmente, puntano a dividersi il territorio. Quanto siete preoccupati da un simile scenario davanti alla Sicilia? La situazione è un po' di più complicata, risponde Pompeo. Da anni gli Stati Uniti chiedono una soluzione immediata dalle Nazioni Unite per creare una situazione sul terreno tale da permettere al popolo libico di affrontare ogni sfida. Crediamo che l'intervento di terze parti in Libia porti ad aggravare la situazione, che si tratti di Russia o Turchia. Devono fare un passo indietro, consentire ai libici di risolvere la loro crisi. Gli Stati Uniti si sono uniti all'Europa nel processo iniziato a Berlino per portare le parti libiche a incontrarsi. Vogliamo che i leader libici si impegnino in accordi capaci di garantire stabilità. Per questo speriamo che altre nazioni impegnate in attività militari in Libia cessino tali comportamenti. Non abbiamo bisogno di altre armi. Portare altre armi in Libia è violazione delle risoluzioni dell'ONU. È una nazione piena di armi, non ne servono altre. Dopodiché, altro tema della conversazione, il tema conclusivo, l'ultima questione, il ridispiegamento delle truppe americane dalla Germania. Porterà ad aumentare la presenza americana militare, uomini ed aerei in Italia? Si amplierà la base di Aviano in Friuli, Venezia Giulia? Sì. È vero, risponde Pompeo, il nostro impegno in Europa è aumentato molto. La NATO è assai più forte oggi di quanto non fosse quando Trump si insediò. I numeri sono innegabili. Oggi i partner alleati spendono fra 350 e 400 milioni di dollari in più per la NATO, per rafforzare la sicurezza collettiva,
La NATO ha iniziato ad affrontare anche la minaccia cinese, dal cyber allo spazio, che non esisteva nel 1949, quando fu fondata. L'intervista è finita, scrive Molinari. Pompeo si alza, incontro con la comunità di Sant'Egidio, ma prima di salutare ribadisce la solidità della convergenza politica riscontrata con l'Italia. Abbiamo un'antica relazione, solida con l'Italia, dice Pompeo, congedandosi dal direttore di Repubblica per l'intervista esclusiva. Vi sono decine di migliaia di americani come me, con le loro radici in questo paese che ancora amiamo. Abbiamo lottato assieme, abbiamo gli stessi valori, abbiamo costruito le nostre economie assieme, crediamo che la partnership continuerà. C'è tutto questo alla base dell'ottima discussione avuta col Premier Conte e il ministro Di Maio. Dice Pompeo, l'intesa per fronteggiare la sfida cinese ha radici profonde, conclude. Il direttore di Repubblica, con Parolin, colloquio cordiale in Vaticano, così Repubblica. E adesso andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino. Ci arriviamo subito, poi vediamo La Verità, poi andiamo al quotidiano cattolico Avvenire che ha un editoriale su questa questione della Santa Sede, della Cina e della libertà religiosa. Ma intanto appunto vediamo anche la Stampa di Torino. Stampa che apre la sua prima pagina con la foto intanto del già citato Pompeo e gelo tra Parolin e Pompeo, e poi via al processo in Vaticano per pedofilia. In Vaticano di notte calava la paura, scrive il fantastico Gianluigi Nuzzi nel seminario dei chierichetti del Papa a Palazzo San Carlo. Tra la caserma della Gendarmeria e Santa Marta si aggirava l'orco più subdolo, ci racconta la favola Gianluigi Nuzzi. Mentre mascherine obbligatorie anche all'aperto, scrive la Stampa, tutta pagina. Il vaccino pronto entro novembre. Speranza dice che occorre prudenza. La speranza e la prudenza sono due virtù fondamentali. Il governo studia nuove misure di sicurezza contro il rialzo dei contagi. In un solo giorno 2.584 nuovi casi. Non succedeva dal 24 aprile. Attenzione, mascherine obbligatorie anche all'aperto. Come vivremo nei prossimi 700 mesi, ce lo scrive il Corriere della Sera, invece mette insieme tutto e è un autunno fantastico. Zingaretti per la politica attacca, serve la verifica, il parolone della Prima Repubblica coi 5 Stelle. Intervista al presidente di Confindustria Bonomi, riforme o rischiamo i licenziamenti, e poi Landini CGIL, le aziende fanno il sussidi-stan coi soldi pubblici. Confindustria si prende i soldi pubblici, le imprese hanno ciucciato tra 2015 e 2020 50 miliardi, dice il leader della CGIL. Altro che sussidi-stan, il sussidi-stan se lo mangiano loro, gli imprenditori infami, dice il leader della CGIL. Il raduno populista di Catania per il capitano Salvini, commentato dall'ottima e politicamente corretta ormai ex fascistona Flavia Perina. Salvini a Catania tra processo e dibattiti. La manifestazione convocata dalla Lega a Catania in apertura del processo a Salvini mette voglia di dire: la storia del centrodestra si ripete, in realtà non è così. La differenza tra le antiche mobilitazioni in difesa di Berlusconi e l'attuale risposta alla chiamata del capitano racconta molte cose sulle involuzione o evoluzione di quello schieramento. La prima riguarda il rapporto con la magistratura di un leader sotto inchiesta. Quello di Berlusconi fu tempestoso, con invocazioni alla piazza, tuttavia mai si realizzarono. Perfino nel 2013 il Cavaliere, quindi in sostanza Salvini è molto peggio di Berlusconi, che pure era amico loro di quelli come la Perina, però è un altro discorso, si cambia nella vita, chi non cambia è un coglion. Persino nel 2013 il Cavaliere, appunto, dopo aver convocato il suo mondo a Roma contro l'ennesimo processo a Milano, depotenziò il messaggio e lo sostituì con un generico tutti con Silvio per un'Italia nuova. Insomma, Berlusconi buono, adesso lo dicono tutti, anche quelli che gli erano amici, quelli che gli erano nemici, tutti quanti. Salvini male, è lui il problemaccio. E scrive ancora la Perina, dov'è che l'abbiamo persa? Prima pagina della Stampa di Torino. Beh, insomma, la sintesi è questa qui, dai, facciamola corta. Berlusconi era molto meglio di Salvini, punto e basta. Mentre il Papa è in campo per evitare la prescrizione sui reati sessuali, processi in Vaticano, e poi nota le differenze, il titolo del pezzo del Buongiorno di Mattia Feltri. L'avreste mai detto 14 mesi fa, quando al culmine della sbornia del Papete fu messo in piedi il Conte e due, che sarebbe arrivato prima il processo a Matteo Salvini della modifica ai suoi malfamati decreti sicurezza?
La giustizia ha infatti trovato una rara speditezza e domani a Catania si apre il giudizio per sequestro di persona a carico di Salvini. Lunedì, un Consiglio dei Ministri, dove invece il torpore è diventato il cavallo di battaglia, sono previsti i ritocchi, giusto quelli suggeriti da 1 anno e mezzo dal Presidente della Repubblica ai decreti sicurezza. I decreti erano considerati porcheria, schifezza, orrore, si cita testuale, e dunque la modifica era di massima urgenza e di minima decenza. Ci siamo tenuti la porcheria e la schifezza 14 mesi e vabbè, è andata così, scrive Feltri Mattia. Piuttosto continuo a chiedermi, e mi do risposte querelabili, come possano gli alleati di allora vedere il loro ex ministro dell'interno alla sbarra senza sentire su di sé una corresponsabilità, se non altro politica e morale. Ma la politica è questa, e la morale pure, non da oggi. Nel frattempo, i nostri porti restano pressoché chiusi, in quanto non sicuri a causa del Covid, mentre si sono aperti stadi e discoteche e, nella curiosa coincidenza delle elezioni regionali, la nave Alan Kurdi ha vagato in mare per 4 giorni. A spoglio effettuato si è concesso l'attracco. Anche questo spiega che il salvinismo non è un'esclusiva di Salvini. Si nota una sola differenza, conclude Feltri Mattia. Salvini lo faceva e se ne vantava, ora continuano a farlo e tacciono perché un pochino se ne vergognano, ma giusto un pochino. Così Mattia Feltri nel suo buongiorno in prima pagina sulla Stampa. Dalla Stampa cosa dobbiamo segnalare velocissimamente? Il Sussidistan l'abbiamo già detto, quello è delle aziende che vivono di contributi pubblici, in un mese 80.000 posti di lavoro in più. L'intervista a Carlo Bonomi, Confindustria, basta con gli aiuti a pioggia, subito le riforme, non vogliamo licenziamenti a raffica, l'economia assistita non può durare all'infinito, modificare l'aliquota IRPEF non è una riforma, bisogna rivedere l'impianto della politica fiscale e siamo disposti a collaborare con governo e sindacati a un patto sociale, dice il presidente della Confindustria italiana. Da segnalare ancora invece per la pagina degli esteri il pezzo di Marco Bresolin da Bruxelles sull'attacco di Macron contro Erdogan. Jihadisti in Caucaso, nel Nagorno-Karabakh, dalla Turchia. I leader europei si dividono su Ankara e l'Austria chiede sanzioni. Per Angela Merkel invece serve il dialogo perché tanti turchi, come si sa, sono in Germania. La cancelliera tedesca ha disposto a concessioni anche sul dossier degli aiuti per i migranti, per gli immigrati verso l'Europa. Ma con questo lasciamo la Stampa, anzi no, c'è da segnalare per la pagina della cultura della Stampa una mostra a Londra su Artemisia Gentileschi, pittrice barocca italiana, influencer del Seicento, la definisce la Stampa, donne, eroine e ribelli nella mostra. A Londra su Artemisia Gentileschi, al centro della scena protagoniste vittime della cupidigia dell'uomo. Ella stessa fu violentata da un amico del padre. Lasciamo la Stampa di Torino e andiamo a vedere il quotidiano di ispirazione cattolica, Avvenire, che in prima pagina parla dell'improvvido sacrificio. Di che si tratta? È l'editoriale di Agostino Giovagnoli su Stati Uniti, Santa Sede, Cina e libertà religiosa. Alla fine la questione della libertà religiosa in Cina è finita in secondo piano, avrebbe dovuto essere al centro della visita di Mike Pompeo. Se n'è parlato tanto, ma l'inusuale aggressività mostrata da parte americana, abbiamo letto un'intervista su Repubblica, altro che aggressivo, tutt'altro che aggressivo Pompeo contro il Papa o contro la Santa Sede. Beh, l'aggressività americana, scrive Avvenire, ha finito per spostare l'attenzione su altra questione, quella di un'alternativa inedita per i cattolici tra il Papa e Trump sulla libertà religiosa in Cina e altre questioni. Vista da Roma è un'alternativa inconcepibile, ma in un'ipersemplificazione mediatica trova plausibilità. Riepiloghiamo. Qualche giorno fa Pompeo ha scritto un articolo critico sull'accordo provvisorio tra Cina e Santa Sede del 2018 per la nomina dei vescovi, pretendendo che quest'ultima, la Santa Sede, non lo rinnovasse. Il Vaticano ha taciuto. Venendo a Roma, però, Pompeo ha rincarato la dose con un intervento durissimo. Il Vaticano ha dovuto sciogliere il silenzio. Un articolo dell'Osservatore Romano ha confermato l'intenzione di rinnovare l'accordo con la Cina, ribadendone le finalità ecclesiali. Il segretario di Stato Parolin ha parlato di sorpresa per il comportamento americano. Il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher
Ha spiegato che il Papa non avrebbe ricevuto Pompeo per non essere strumentalizzato. Insomma, sobrietà e chiarezza davanti a un evento senza precedenti, quello di un'autorità politica che pretende obbedienza come leader religioso. Bisogna risalire agli imperatori che convocano i vescovi a concilio contro il Papa, a sovrani protestanti che decidevano sulle loro chiese nazionali. Insomma, chi si crede di essere questo Pompeo? Chi si credono di essere quelli là negli Stati Uniti? La reazione della Santa Sede è stata misurata, bla bla bla. Insomma, abbiamo visto però che anche Pompeo, tutto sommato, ha avuto parole nella intervista esclusiva con Repubblica molto rispettose del Vaticano. Intanto Parolin su Avvenire, questo marca la distanza da Pompeo. Rispetto, ma sulla Cina si va avanti, dice il segretario di Stato americano. Intanto una cosa curiosa da Avvenire, a pagina 8, a proposito della Spagna e del coronavirus. La lite fra la governatrice della capitale spagnola e il premier Sánchez, che va a finire in tribunale, e la gente si inventa l'auto-lockdown. La governatrice di Madrid pensa a un ricorso contro l'atto di forza del governo centrale sull'isolamento, sul lockdown. Esasperati gli abitanti che si dicono stufi della gestione fallimentare e della lotta ideologica. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Un profondo vortice depressionario con minimo di 970 mpascal sulla Bretagna sospinge intense correnti umide da sud-ovest in quota verso le Alpi con abbondanti piogge da sbarramento a ridosso dei rilievi fino a sabato mattina. Vigilanza quindi per rischio idrogeologico. La bassa pressione si indebolirà nei giorni successivi, restando però sull'Europa centrale, prolungando quindi il tempo perturbato almeno fino a lunedì. Vediamo in questo quadro le previsioni, non sono buone per oggi, cielo coperto con piogge via via più intense che proseguiranno nella notte con possibili temporali dalla serata, accumuli di pioggia importanti a ridosso dei rilievi, vigilanza per rischio idrogeologico, neve sulle Alpi oltre 2500 metri, dal pomeriggio forti raffiche di vento da scirocco fino in pianura. Proprio il vento sarà tempestoso da sud-sud-ovest in montagna, anche al suolo moderato forte da sud-est, con raffiche che potrebbero raggiungere e superare i 50 km orari. Le temperature massime comprese tra 16 e 18 gradi. La giornata di domani, al mattino ancora piogge e temporali in spostamento verso est, interesseranno soprattutto la Valtellina, il Bresciano e il Veneto, via via chiarite più ampie sulla pianura del Piemonte e della Lombardia, con cieli che però resteranno nuvolosi lungo le prealpi. Sull'osso del Verbano e il Lario ancora piogge intermittenti, soprattutto in serata. La neve sulle Alpi sarà in calo fino ai 1800 metri. La giornata di domenica
al mattino un po' di sole sulla fascia padana, altrove cielo da nuvoloso a coperto, soprattutto a partire dal Piemonte, con piogge deboli al mattino lungo i rilievi, via via moderate e diffuse dal pomeriggio e nella notte, neve sulle Alpi verso i 1800 metri, qualche raro temporale. Per quanto riguarda la tendenza di lunedì, nuvoloso con piogge lungo i rilievi, schiarite sulla fascia padana, clima fresco, massime verso i 14-15 gradi, neve a 1700 metri, martedì in parte soleggiato, ci sarà quindi un inizio di miglioramento, ma ancora qualche nuvola e forse qualche pioggia isolata, soprattutto sui rilievi, rialzo probabile delle temperature. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E rieccoci in onda alle 9.30. Cosa succede dopo la rassegna stampa? Prego la regia di darmi il ritorno audio come si deve. Benissimo, grazie. Cosa succede dopo la rassegna stampa? Succede che parte la seconda puntata del programma condotto dal vice direttore della Verità Francesco Borgonovo, ovvero Piccola Patria, i subalterni. Oggi si parla dell'egemonia della cultura di sinistra e di un libro su Mussolini di Adriano Scianca, del collega Adriano Scianca, Mussolini e la filosofia. Alle ore 10.30 Zoom con Antonino Danna, Zoom Green, dedicato all'agricoltura come tutti i venerdì principalmente, ma parleremo anche del caso da noi sollevato nella rubrica proprio di Antonino con il parlamentare leghista Viviani, dei pescatori di Mazara trattenuti in Libia da ormai 20 giorni, e poi alle 12 scatta la magica ora di Talk, ovvero Stai Karma, il venerdì con Malika Zambelli, che oggi ci porta nel magico mondo delle avventure di Pinocchio. Buongiorno Malika. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. È il caso proprio di dire magico come dice Antonino, le magiche onde di RPL oggi le rendo più magiche ancora perché parlo di fiabe. E quindi insomma ne avevamo già parlato un po' con Igor Sibaldi nella scorsa puntata in sua compagnia, e oggi ci focalizziamo sulle avventure di Pinocchio, che è uno straordinario romanzo di Collodi, tutti lo conosciamo, sì, anche perché la Disney poi gli ha dedicato un cartone bellissimo, e ci focalizzeremo su questo romanzo sul quale Igor ha fatto svariate conferenze, perché è veramente pieno di simbologie. Simbologie bibliche. Lui dice una cosa molto particolare che onestamente nemmeno io mi aspettavo quando ho iniziato ad ascoltare le sue conferenze, sì, e cioè che è uno dei più importanti trattati sulla Kabbalah. Quindi ha un sacco di riferimenti biblici, mi aspettavo che fossero riferimenti psicologici. Partiamo dal grillo parlante che sembrava essere la coscienza di Pinocchio, no? Questo lo sappiamo tutti ed è molto evidente. Io pensavo fosse qualcosa di molto introspettivo, psicologico, ma non così specificamente biblico, no? E invece ci sono un sacco di riferimenti alla Bibbia, ce lo spiegherà bene Igor, che tra l'altro è un esperto di testi sacri, quindi avrà davvero moltissimo da dirci. Allora, molto interessante. È un tema carino, veramente. No, è molto interessante, più che carino, proprio direi interessante, perché oltretutto Pinocchio lo conoscono tutti, però è pieno appunto di riferimenti anche esoterici, secondo molti, nonché alcuni altri lo leggono come una parabola massonica, vista la filiazione massonica anche del suo autore, Carlo Collodi. Comunque, sono molteplici i livelli di lettura di questa celeberrima favola.
Benissimo, ti ringrazio Malika, saremo tutti all'ascolto di un nuovo modo di intendere le avventure di Pinocchio, alle ore 12. Grazie mille, vi aspetto tutti ore 12 con Igor Sibaldi. Ciao Giulio. Grazie Malika, più tardi ci vediamo qui in studio. Intanto alle 13 invece cos'è che abbiamo, giusto per essere completi, alle 9.15 abbiamo con noi il Qui Parlamento con l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, e poi alle ore 13 Assieme si può fare, interpretato da Marco Baruffaldi con Sammy Varin, e il potere direi tendenzialmente al popolo. Comunque torniamo ai giornali di oggi. Dov'è che eravamo rimasti? Non mi ricordo più dove eravamo rimasti. Vabbè, intanto che mi ricordo sentiamo qualcosa. Ah, sì, la lite tra Sánchez, il premier spagnolo, e la governatrice di Madrid. Lasciamo Leroy Shield, nato il 2 ottobre 1893, autore delle colonne sonore dei film anche di Stan Laurel e Oliver Hardy, cioè di Stanlio e Olio, come questo che abbiamo appena sentito, e torniamo appunto ad Avvenire, il quotidiano cattolico che si occupa della lite Sánchez-Madrid. Sentite un po' il racconto da Madrid di Paola Del Vecchio. Estamos hartos, siamo stufi di questo scontro sulla nostra pelle. I politici dovrebbero avere a cuore la nostra salute. È il deserto, la gente per paura si è confinata da sola in casa. Siamo a Calle Serrano, distretto di Salamanca, uno dei più ricchi di Madrid, distante anni luci dalle povere popolari Vallecas o Usera, rientranti nelle 42 aree che sono già in blocco parziale a Madrid dal 21 settembre per contenere la pandemia. Marisol Hernández, impiegata in una boutique, grandi firme, desolatamente vuota, esprime il sentire comune dei madrilegni. Non ne possiamo più dell'incompetenza, della gestione fallimentare, della lotta ideologica fra la Comunità di Madrid e il governo centrale. Ci costa molte vite umane la catastrofe economica. Nelle ultime 3 settimane Salamanca, distretto in di Madrid appunto, ha moltiplicato per 3 l'incidenza dei contagi, da 310 a 744 ogni 100.000 abitanti, anche se qui ci si sposta in SUV e non in metro. Nella vicina Calle Núñez de Balboa, a maggio, indignados benestanti capitanati dall'estrema destra, Vox, inscenarono la protesta contro la proroga dello stato di emergenza. Mentre a Torino l'incubo della violenza politica, titola a tutta pagina Avvenire, il volantino shock in cui il presidente Cirio è raffigurato come Aldo Moro sotto le BR. Le minacce alla sindaca Appendino, i proiettili ai giudici. Insomma, a Torino c'è una brutta aria. L'arcivescovo Nosiglia dice bisogna sostenere chi opera per il bene comune. Gli anarchici di Askatasuna ci difendono, non c'entriamo, è tutta una messa in scena. Il ruolo dell'ala radicale contraria all'alta velocità. Ho dovuto spiegare a mia figlia, ha detto il governatore Cirio, cos'era successo. Per Giancarlo Caselli, storico magistrato torinese, guai a sottovalutare, troppi i silenzi compiacenti. Sui siti NoTav magistrati e poliziotti vengono definiti carnefici, dice Giancarlo Caselli, intervistato da Avvenire. Mentre a pagina 14 di Avvenire c'è un'altra storia che riguarda un giornalista del quotidiano cattolico, Nello Scavo. Malta, Neville Gaffà, processo per le minacce a Nello Scavo. Avvenire, Federazione Nazionale della Stampa, ammessi come parte civile. Una svolta, un forte incoraggiamento per il sindacato dei giornalisti maltesi e per i colleghi che si battono per la verità sull'assassinio di Caruana Galizia. È una vicenda della quale si è parlato poco, ma comunque la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'FNSI, e la redazione di Avvenire sono state riconosciute come parte civile per la prima volta in un'aula di giustizia in un paese europeo, Malta. Si è aperto ieri il processo penale per le minacce pubbliche rivolte al giornalista inviato di Avvenire Nello Scavo su Twitter da Neville Gaffà.
Per anni stretto collaboratore dell'ex premier maltese Joseph Muscat, Neville Gaffà è stato chiamato a rispondere delle sue parole intimidatorie davanti ai giudici del Tribunale della Valletta a Malta. Nulla importa che fossero rivolte a un giornalista di nazionalità non maltese, italiana, nello scavo di Avvenire. Chi attenta alla libertà di stampa commette un reato ben oltre i confini nazionali, hanno sottolineato gli avvocati Pasaturo e Busietta, che assistono nello scavo segnalando l'importanza della pronuncia della Corte maltese. All'uscita dal tribunale, Nello Scavo e il giornalista maltese Manuel Delia, da sempre impegnato a sostegno della libertà di informazione a Malta, sono stati violentemente insultati con volgari epiteti in italiano da una schiera di sostenitori di Neville Gaffà, adunatisi all'esterno del Palazzo di Giustizia della Valletta. La tensione è stata immediatamente placata dalla presenza della polizia. Alla base della vicenda giudiziaria un tweet di risposta dell'assistente del premier maltese Gaffà ad Alarm Phone, un team di attivisti in supporto di salvataggi di migranti nel Mediterraneo, nel quale l'ex capo di gabinetto del primo ministro maltese avvertiva l'organizzazione di smetterla con i vostri sporchi affari. Quando Nello Scavo, nella sua replica al tweet, ha chiamato in causa l'ex funzionario maltese per traffici di petrolio e accordi sui respingimenti con i libici, Neville Gaffà ha risposto minacciando il giornalista con un avvertimento: smettila con i tuoi sporchi affari, altrimenti ti fermeremo noi. Un'intimidazione grave. Neville Gaffà, pur non essendo membro del gabinetto del premier laburista Robert Abela, in modo ufficiale, è ancora oggi un consulente del governo maltese. Così su Avvenire, dal quale ci congediamo ancora con uno sguardo rapido alla pagina 17, laddove si racconta del bilancio del quattrino della Santa Sede in sicurezza. A parlare, intervistato, è padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della segreteria per l'economia, il quale dice: nel 2019 deficit di 11 milioni già coperti, patrimonio netto 1 miliardo 402 milioni. È possibile che in alcuni casi, oltre che mal consigliati, siamo stati truffati, dice il prefetto segreteria economia della Santa Sede. Le perdite di Londra non sono state coperte con l'obolo di San Pietro, certifica Avvenire che si occupa, come vedremo libero anche in prima pagina, di Carlo Acutis, il volto di un beato. Morto a 15 anni per leucemia fulminante, la sua fama, anche grazie al web, si è diffusa nel mondo. Il 10 ottobre salirà all'onore degli altari. Ieri mattina all'apertura della tomba per l'omaggio dei fedeli. Il rito al santuario della Spogliazione di Assisi, la commozione dei presenti di fronte all'immagine di questo ragazzo col rosario tra le mani. La madre Antonia dice la sua priorità era mettere Gesù al centro. I medici che lo ebbero in cura negli ultimi giorni, stupiti dal suo coraggio. Oggi su internet, ambiente che frequentò da precoce appassionato di informatica, 2000 siti in diverse lingue raccontano di Carlo Acutis, morto a 15 anni. E sulla via appunto della santità in Vaticano. Mentre da Avvenire vi segnalo, velocissimo, pagina della cultura, un pezzo sui Balcani degli anni 90. Siamo nella pagina di cultura, adesso ci arriviamo anche qua, eccolo qui, Balcani, padri e figli al tempo del comunismo, nell'ultimo romanzo di Damir Caracas. Una vicenda ambientata nella ex Jugoslavia in cui l'autore si conferma abile nel ritrarre le relazioni familiari dell'epoca. Quella ex Jugoslavia che siamo andati allegramente a bombardare. Mentre lasciamo Avvenire e andiamo a dare un'occhiata adesso al quotidiano La Verità. È l'ora della verità. La Verità cosa mette in prima pagina? Adesso ci arriviamo. No, un attimo solo, Un attimo soltanto che ci arriviamo alla Verità, dobbiamo ricaricare la nostra stupenda edicola, ma ci arriviamo comunque con un pochino di calma. Eccoci qua, prima pagina della Verità, che si apre col titolo a tutta pagina: farmaci gratis ai trans, paghiamo noi, ecco le priorità di chi ci governa, scrive Francesco Borgonovo, che tra poco sarà alla seconda puntata qui su RPL della sua rubrica Piccola Patria, i subalterni. Sebbene la disforia di genere non sia più considerata malattia, da ieri il cambio di sesso è a carico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, compreso il controverso prodotto che blocca
la pubertà nei bambini e chi non è d'accordo tra poco rischierà il carcere grazie alla legge Zan, la mette giù dura Borgonovo. Farmaci gratis ai trans per cambiare sesso. Dopo il blitz dell'Emilia Romagna, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale. In tutta Italia i medicinali usati da donne per diventare uomini e viceversa saranno a carico del servizio sanitario. Intanto il PD mette di nuovo in calendario la legge Bavaglio e il disegno di legge Zan sull'omofobia. Mentre ancora da Avvenire campeggia la foto in prima pagina di Matteo Salvini, Boris Johnson fa il Salvini al cubo e non si sognano di processarlo. Maurizio Tortorella. A pagina 14 della Verità comincia il processo contro Salvini e il Regno Unito vara una flotta di DCiotti. Udienza a Catania per il leader leghista all'ombra delle chat di Palamara. Boris Johnson tiene i migranti in mare e nessuno fiata. Il giudice Nunzio Sarpietro deciderà se mandare Salvini alla sbarra. Il centrodestra si è riunito nella città sicula in segno di supporto a Salvini. Noi continueremo poi a seguire gli numerosissimi incontri da Catania qui su RPL. Mentre ancora in primo piano sulla Verità di oggi, Maurizio Belpietro, gli aiuti europei somigliano sempre di più a dei miraggi, scrive il direttore, un miraggio sfuggente, i famosi fondi recovery e compagnia bella. E poi a centropagina Daniele Capezzone e Luca Telese, c'è immunità di gregge ma creano l'emergenza, mentre l'istituto Gimbe rilegge i dati dell'epidemia in modo sorprendentemente positivo, Conte insiste sull'allarme, vuole prorogare i poteri speciali fino al 31 gennaio, intanto Facebook censura chi non si allinea. E ancora in primo piano sulla Verità, il manganello del PD sui giornalisti, in Rai tira un'aria pessima, lo vediamo dopo, e il pezzo di Marcello Veneziani, chi vive immerso nel nulla poi uccide per niente, senza Dio, patria e famiglia, è il nichilismo che chiamiamo libertà, scrive Veneziani in prima pagina e a pagina 21. Vivere nel nulla, il riferimento è ai fatti di Lecce, che il tipo che ha ammazzato i 2 fidanzati perché erano felici. Uccidere per niente è il nichilismo che chiamiamo libertà. La cronaca evidenzia casi che hanno un solo filo conduttore, sono omicidi senza motivo. È la reazione se viene rimossa e ridicolizzata ogni visione che dia senso alla vita, dalla religione alla patria, alla famiglia. Ma tra le altre cose della Verità di oggi va segnalato il primo piano di Claudio Antonelli sulla nuova guerra fredda. Il 90% dei porti italiani è già in mani straniere, ma la Cina vuole pesare ancora di più. I gruppi esteri controllano diverse aree strategiche. C'è una mappa a pagina 2 della Verità. A Pechino la Cina punta su Taranto, a rischio l'export con la Germania. La MSC svizzera controlla Genova, Livorno, Napoli, Gioia Tauro, Venezia. La Maersk Danimarca è a Livorno. La Contship Germania su Gioia Tauro, Genova, Venezia, Trieste. La PSA di Singapore a Genova e Venezia. La Ilport turca a Taranto. La HHLA Germania a Trieste. Il gruppo Messina Italia invece a Genova, Salerno e La Spezia, tra i pochi italiani. Cosco cinese su Napoli, Venezia, Livorno, La Spezia, Ravenna e Trieste. Intanto l'Europa mette in gabbia la Cina e noi sul 5G, scrive il nostro Stefano Graziosi, rischiamo l'isolamento. Bruxelles sposa la linea americana sui fornitori a rischio come il colosso Huawei. E ancora dalla Verità di oggi, Claudio Antonelli e Giuseppe China sulla San Pietro SPA, caso Londra, scoop sui mafia bond, c'è un legale dietro i 2 scandali. Le indagini sugli affari pontifici puntano su Manuele Intendente, ex socio del broker Torzi, arrestato per estorsione, compariva nel giro di cartolarizzazioni, accusato dal Financial Times di legami con l''ndrangheta. L'avvocato Intendente è arrivato nei Sacri Palazzi per risolvere l'affare del Palazzo di Londra, Sloane Avenue, su indicazione del rettore della Università Marconi, Renato Giovannini. Ha coordinato come consulente il team di Ernst & Young per creare una società su cui si è concentrato il quotidiano economico. E ancora sullo stesso tema della Chiesa, San Pietro SPA, l'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò, autore dell'articolo a pagina 5 della Verità. Questa voglia di ghigliottina, caso Becciu, logora la Chiesa. In Vaticano le epurazioni senza prove sono diventate una prassi da rivoluzione francese. Robespierre, Bergoglio. Così facendo, alcune persone rette sono state umiliate, mentre molti impresentabili sono rimasti al potere, scandalizzando i fedeli e rinforzando i nemici esterni, scrive
Monsignor Viganò, l'ostentata volontà del Papa di fare pulizia mal si concilia con l'aver scelto tra i collaboratori uomini compromessi come McCarrick. Il fatto che il cardinale Pell sia stato abbandonato dalla Santa Sede, anche se innocente, dimostra che la moralizzazione è solo di facciata, scrive l'ex nunzio apostolico negli States Carlo Maria Viganò. Sulla Verità, cambiando argomento, il disastro del governo, plastic e sugar tax mettono a rischio 80.000 lavoratori, l'allarme delle associazioni di settore, in arrivo nuove imposte, il ministro Gualtieri ammette il debito scenderà al 130% soltanto a fine decennio. Imperdibile poi la pagina 7 della Verità, con il sempre ottimo Giuseppe Liturri sul Recovery Fund, nelle sabbie mobili, al posto di 209 miliardi, solo briciole. Le diatribe fra gli stati bloccano i soldi. Alla fine per l'Italia non si arriverà all'1% del PIL, i prestiti faranno aumentare il debito e fino al 1 gennaio non si potranno presentare progetti per i sussidi. L'ambasciatore tedesco a Bruxelles ha detto che il programma continua a essere ritardato, inevitabili rinvii con conseguenze per la ripresa. Anche gli ultra dell'Europa devono ammettere il fallimento. Gualtieri l'ha detto, quest'anno la nota di aggiornamento al DEF è un esercizio complesso. 209 miliardi, ma manco per idea, solo briciole. Intanto, sempre dalla Verità, vi segnalo il pezzo di Luca Telese, seminano il panico, ma il Nord potrebbe aver raggiunto l'immunità di gregge sul Covid. L'ipotesi è di Gimbe, che è un'associazione guidata dal dottor Nino Cartabellotta, che per la prima volta in Italia parla di una prospettiva di immunità di gregge che in questi mesi è stata spesso evocata a sproposito. C'è un dato fra i tanti che colpisce Cartabellotta nell'ultimo rapporto sui contagi da coronavirus che per la Fondazione Gimbe compila settimana dopo settimana. È il dato che dovrà essere interpretato ma porta a una conclusione, una scoperta. Sorprendente per il nord e per la Lombardia. Se osserviamo i numeri sul rapporto tra casi positivi e casi testati, avendo cura di sottrarre i doppi tamponi confermativi, dice Cartabellotta, ci si trova davanti a un fenomeno molto importante, anche numericamente. Gli ordini di grandezza nel rapporto tra nord e sud sembrano ribaltati rispetto a primavera. Regioni come la Campania e la Sardegna stanno registrando un fortissimo incremento di contagi. Al contrario, regioni che in passato erano state fortemente colpite dalla pandemia, Lombardia e Emilia-Romagna, hanno registrato un forte abbattimento dei casi di positività. Come si spiega? Dice Cartabellotta, se si contano i tamponi fatti in assoluto, si ha una percentuale falsata. Se invece si valuta il rapporto sui numeri netti, si scopre che l'immunità di gregge è la spiegazione più probabile per questi dati e proprio questa ipotesi spiega anche perché i dati di Campania e Sardegna, che era una regione covid-free, e altre regioni del sud hanno oggi un grande incremento. Anche la Sicilia e la Puglia oggi sono salite sopra la media nazionale. Il virus colpì in primavera un'ampia parte del nord, ora meno vulnerabile del sud. Ipotesi immunità di gregge. Daniele Capezzone, che oggi non sarà con noi alle 10:15 per altri impegni, verso lo stato d'emergenza infinito, scrive Capezzone sulla Verità, Conte vuole blindarsi fino a febbraio. Il Premier è intenzionato a prorogare il periodo in scadenza il 15 ottobre, nonostante l'epidemia sia sotto controllo, così avrà mano libera per deliberare senza il Parlamento e istituire eventuali lockdown. Dalla Verità cosa ci rimane ancora da segnalare? Vediamo un attimo. Il pezzo di Mario Giordano, le assunzioni elettorali di Emiliano in Puglia spariscono dopo il voto. Il governatore della Puglia imbastì un evento pubblico in un teatro per la firma di 220 precari della sanità a poche settimane dalle regionali. A urne chiuse il Consiglio di Stato congela tutto e la promessa sfuma. Gabbati, insomma, i promessi assunti. Mentre Alessandro Darold sulla Verità ci racconta del golpe di Beppe Sala sul Piccolo Teatro di Milano, istituzione culturale nobilissima, allarga il CDA per scavalcare la Lega. Forzando lo statuto dello storico ente, il sindaco di Milano coopta 2 consiglieri amici per superare l'ostruzionismo del Carroccio sul prossimo direttore e fare un favore al governo in vista di nuovi incarichi. Questo significa parlar chiaro, no? Come il Corriere della Sera che leggi l'articolo e non ci capisci un tubo. In Rai è iniziata invece la caccia al cronista ribelle. L'eroe di turno è Francesco Giorgino, storico conduttore del TG1, mentre Fiano del PD, deputato, attacca in diretta Giorgino dandogli del leghista.
Il renziano faraone sanziona Romoli del TG2. È il segnale, scrive Giorgio Gandola, che in Viale Mazzini i residui spazi di libertà per chi non è allineato si stanno restringendo sempre di più. Altro che TV sovranista. Dov'è il presidente della Rai Foa, il super sovranista? Ah sì, giusto, è presidente della Rai. Il piddino romano soccorre il collega, il conduttore è diventato salviniano. È un furbo Giorgino, ha scelto il momento giusto per diventare salviniano, mentre Giandotti e Fazio fanno flop di ascolti, ma nessuno li tocca per ragioni politiche. E poi ci sono, pezzo di Camilla Conti sulla Verità, le banche terrorizzate dal bluff di governo sul caso Atlantia. Il governo inchiodato sulla revoca metterebbe a rischio 19 miliardi di debito, in gran parte di Unicredit, Banca Nazionale di Parigi, BNP e Intesa. Il governo bleffa sulla revoca della concessione ad Autostrade, la mina rischia di esplodere nei bilanci delle banche, non solo italiane. E questo spiega La Verità doviziosamente in maniera molto documentata, a pagina 19. Il vertice di governo si era concluso con uno stallo tra Atlantia e Cassa Depositi, ultimatum poco credibile. La questione ritorna al primo Consiglio dei Ministri. La revoca è più probabile, ha detto la ministra De Micheli, Patuanelli ha detto la sua anche lui. Il governo ha inviato una lettera ai vertici di Atlantia, Benetton e Autostrade, definendo le ultime proposte non coerenti. Ieri le azioni Atlantia hanno perso il 2,16. Tra esposti, missive e dichiarazioni bellicose, a temere lo schianto sono le banche più esposte con Atlantia. Un'eventuale revoca della concessione provocherebbe un default da 16 miliardi e mezzo di euro, oltre al blocco degli investimenti di circa 7.000 posti di lavoro. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E sempre per la nostra serie di Chi è nato oggi, 2 ottobre ma del 1929 a Wakefield, Gran Bretagna, Kenneth Lytton,
compositore e pianista britannico. Qui abbiamo sentito la sinfonia numero 2, sinfonia mistica, il movimento numero 5, lo scherzo. Intanto, a proposito di scherzi, torniamo brevemente a Repubblica, perché oltre all'intervista in esclusiva a Mike Pompeo c'è da segnalare anche pagina 4, Vaticano caccia ai conti in Svizzera, è lì la cassaforte dei faccendieri, rogatoria per indagare sui flussi di denaro nelle banche elvetiche, Becciu contro Perlasca, parla di plateali falsità. Ma sempre su Repubblica, a proposito di indagini, quattrini e compagnia bella, fondi Lega, si indaga su 29 milioni, titola Repubblica. Operazione gonfiata, qui sembrerebbe un gonfiamento di quelli super, ma super di Diruba, scrive Repubblica. Il contabile compra con l'imprenditore Carrara 2 aziende per 5 milioni, le rivende a 6 volte tanto. Vediamo un po' come si fa per imparare qualcosa. 29 milioni di cui non si conosce la reale provenienza e nemmeno i veri beneficiari, scrive Repubblica. Uno schema simile a quello del capannone famoso Lombardia Film Commission Cormano, che ha portato agli arresti dei 3 commercialisti della Lega perché viene movimentata in pochissimo tempo un'enorme mole di denaro finito in fondi anonimi, società estere, polizze vita. Tra le decine di segnalazioni, operazione sospetta arrivate da Banca d'Italia sui commercialisti di Ruba e Manzoni, la Procura ha deciso di approfondire 3 avvertimenti, 3 alert della Banca d'Italia, collegati tra loro. Al centro dell'indagine l'acquisto e la successiva vendita da parte dell'imprenditore bergamasco Marzio Carrara, non indagato, delle aziende di stampa Nuovo Istituto Arti Grafiche e Eurogravure, possedute dal gruppo tedesco Bavaria Industries. Ad acquistare nel gennaio 2018 Arti Group Holding, partecipata da Carrara e dal commercialista di Ruba, che versa ai tedeschi 5 milioni. 4 mesi dopo AGH, che sta per... Che cos'è AGH? Un attimo, che cerchiamo di capirci perché sennò diventa difficile capire. Ad acquistare Arti Group Holding, appunto, la società cioè di Carrara e di Ruba, cede le 2 aziende a Elcograph del gruppo Pozzoli, non coinvolto nell'inchiesta, per 29 milioni. Insomma, un buon affare tutto sommato. Quasi 6 volte il prezzo d'acquisto. Per la Guardia di Finanza non è possibile stabilire diretta corrispondenza tra le disponibilità sul conto corrente e la disponibilità del bonifico da 29 milioni, dal momento che sul conto di Elcograph, che acquista per 29 milioni, risultano accreditati 6 bonifici da altri conti della stessa società acquirente. Non possiamo escludere, scrive Banca Italia, che i fondi ricevuti come corrispettivo della Arti Group Holding siano collegati ad attività di finanziamento illecito dei partiti, tra parentesi Lega Nord, scrive la Banca d'Italia. Dei 29 milioni, in pochi giorni 15 milioni 386 mila finiscono di nuovo a soggetti legati ad Arti Group Holding di Carrara e di Ruba. A di Ruba 1 milione 129 mila, alla Boost di Carrara 6 milioni, all'ex amministratore Bulfon non indagato 8 milioni e rotti. Il tesoro di Bulfon finisce nella seconda SOS, cioè nel secondo avvertimento di rischio di Banca d'Italia, perché dirottato per 4 milioni 600 mila in 3 polizze vita. Sotto la lente dell'antiriciclaggio anche l'acquisizione da parte di Boost della Ladyberg, società che produce le agende omonime, controllata da Iris Capital, fondo con sede nell'isola caraibica di Curaçao. Il legame tra Carrara e Di Ruba è sempre più evidente. Da Boost Di Ruba ha percepito redditi per 214 mila euro nel 17 e nel 18 e ha avuto una procura di sportello per agire su conti aziendali. La finanza nota che, oltre all'acquirente, Boost, anche la società acquisita, Lebit Holding, la sua controllata Ladyberg e la sua collegata tedesca Ladyberg GmbH sono risultate riconducibili a Carrara e Di Ruba. In quest'intreccio, tra un imprenditore e il revisore dei conti della Lega al Senato, sul conto di Ladyberg tra il 17 e il 18 vengono registrati movimenti in uscita per 13 milioni e rotti verso la tedesca Ladyberg GmbH. La procura insomma intende capire se i 13 milioni siano la parte restante dei 29 incassati originariamente da Carrara con la vendita di Niag ed Eurogravure. Anche sull'acquisizione di Ladyberg Ombre. Dell'operazione non è stato rinvenuto l'atto di compravendita. È ignota la data esatta, viene fatto riferimento generico ad estate del 2018. Infine, scrive Repubblica, anche sulla proprietà del fondo Iris Capital,
I referenti non meglio specificati di Lediberg hanno omesso di produrre dichiarazione in merito all'identità del titolare effettivo. Unico riferimento un libanese residente a Bergamo, senza che venisse rivelata l'identità dei beneficiari ultimi del fondo estero. La finanza nota poi come Iris Capital abbia un nome molto simile a Iris Fund SICAV, lussemburghese, rappresentata da Angelo Lazzari, socio di società finita nell'inchiesta sul riciclaggio dei fondi della Lega Nord a Genova e citato nell'indagine sulla Lombardia Film Commission. Anche di questo si è parlato ieri nel vertice a Genova tra i magistrati genovesi che indagano sui famosi 49 milioni e i colleghi milanesi Fusco e Civardi, titolari del fascicolo sulla Lombardia Film Commission. Ma nel report di Banca d'Italia si parla di finanziamento illecito dei partiti Lega Nord a proposito dei fondi relativi alla società che si occupava di arti grafiche, appunto. Mentre sempre da Repubblica, cosa c'è da segnalare ancora? Su Repubblica c'è un altro servizio dedicato invece, intanto c'è il bel pezzo molto bello di Pietro Del Re su Stepan Hackert. Va detto che Repubblica è uno dei pochi quotidiani, dei non moltissimi, che si occupano del Nagorno-Karabakh, la questione Armenia, Azerbaigian, Turchia in fiamme, anche i jihadisti siriani al servizio degli azeri, cioè dei turchi. Per il presidente Macron ci sono le prove della presenza di miliziani alleati di Erdogan. 2 giornalisti francesi sono stati feriti a Martuni. Un razzo uccide 4 civili. Più che i droni da combattimento turchi e che l'artiglieria pesante azera, è il dispiegamento di qualche decina di jihadisti siriani che terrorizza gli armeni del Nagorno-Karabakh, risvegliando in questo popolo di cristiani di montagna gli antichi feroci ricordi delle conquiste arabe e persiane dei secoli scorsi, scrive l'inviato di Repubblica. A evocare la presenza degli islamisti schierati dalla Turchia tra le fila degli azeri sono state, lunedì scorso, poche ore dopo la repentina ripresa della guerra tra separatisti armeni e l'esercito azero, alcune ONG presenti sul terreno e il governo dell'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh. Sempre da Repubblica andiamo rapidi, velocissimi alla pagina di cronaca. Anche Repubblica si occupa di Padova, botte e colpi di pistola, il giallo dell'aggressione all'avvocato ex senatore di Forza Italia, difensore di Berlusconi, Piero Longo, picchiato sotto casa da 2 donne e un uomo, ha sparato 2 volte in aria, un commercialista tra gli arrestati. E poi parla con Repubblica una delle donne umiliate dopo l'aborto, quella croce col mio nome, una tortura infinita, una delle donne il cui feto è stato sepolto col nome della madre nel cimitero della donna che ha abortito, nel cimitero Flaminio a Roma, con un cartellino che riporta l'identità delle donne. In sala parto mi hanno fatto firmare dei fogli, credo che fossero autorizzazioni, ma in quel momento non capivo nulla. Rimaniamo a Repubblica perché c'è una curiosa storia, dicevamo, di soldi e calcetto, che ha portato delle indagini sulla strana passione di Fratelli d'Italia, indagini sugli affari fra la divisione calcio a 5 e l'ente Opes che gravita nell'orbita del partito Fratelli d'Italia. Una rete che intreccia calcetto e politica, scrive Repubblica, la relazione di un organo di vigilanza che ipotizza reati di malversazione ai danni della pubblica amministrazione, falsa fatturazione, indebita percezione di erogazioni e truffa aggravata. Una serie di triangolazioni, operazioni poco chiare, fondi pubblici. Uno scandalo minaccia di travolgere il calcio a 5 italiano. In salsa Fratelli d'Italia. Il 17 luglio 2020 Giuseppe Caridi si presenta in procura a Roma. Denuncia in tasca. È diventato da poco commissario straordinario divisione calcio a 5 dopo le dimissioni del presidente Montemurro coinvolto in un sex gate. Caridi è preoccupato. Ha in mano una relazione dell'organo di vigilanza della Lega Dilettanti, di cui fa parte il calcio a 5, che punta l'indice contro irregolarità di gestione. Protagonisti la divisione calcio a 5 e l'ente di promozione sportiva Opes Italia, fortemente permeato da Fratelli d'Italia, partito di cui Montemurro è sostenitore. Quando Montemurro dà alle stampe il suo libro Miracolo Islanda, prefazione di Giorgia Meloni. Sotto la lente un progetto sociale, in campo diversi ma uguali. Lo promuove Opes, Organizzazione per l'Educazione nello Sport, ente di promozione sportiva affiliato al CONI, vicino a Fratelli d'Italia. Vedremo quest'altra indagine su malversazioni e fondi pubblici dove andrà a finire.
Intanto lasciamo anche Repubblica, non c'è altro da segnalare, direi proprio di no, e andiamo a vedere Libero. Dobbiamo correre, tra poco abbiamo il Qui Parlamento. Porca miseria, non abbiamo visto tutti i giornali di oggi, fa niente, ce ne siamo fatti comunque una ragione, ce ne facciamo una ragione, ma vediamo Libero intanto, la prima pagina di Libero perlomeno. Saremo ingabbiati 4 mesi, amiche e amici all'ascolto, prolungato lo stato di emergenza. Il Premier chiede pieni poteri fino al 31 gennaio per tenerci buoni, per approvare qualsiasi cosa. Unico paese dell'Occidente in questa situazione. Ma non eravamo i migliori a gestire il Covid? Brusca risalita dei contagi, Speranza non esclude di richiudere tutto. Intanto Salvini e Conte, complici sui migranti, effettivamente c'è quella foto che non ci si riesce a dimenticare e la pubblica ancora una volta, direi giustamente, Libero in prima pagina, chi erano i due fotografati. Il presidente Conte, uno, e Salvini, ministro dell'Interno. Cosa hanno in mano? Dei bei cartelli, tutti orgogliosi. Decreto Salvini, sicurezza e immigrazione. Il presidente del Consiglio ovviamente ci aveva messo la faccia perché il Consiglio dei Ministri li aveva approvati. Conte appoggiava la Lega, ma a processo va Salvini, scrive Pietro Senaldi. C'è questa foto che la dice tutta, non c'è bisogno di approfondire le questioni, ovviamente dal punto di vista politico. Il presidente Conte si vantava dei decreti sicurezza e immigrazione di Salvini e naturalmente aveva condiviso anche le manovre per cui adesso Salvini tenere a bordo gli immigrati, tenere a bordo della nave gli immigrati, per cui Salvini adesso va a finire a processo. È di una evidenza lampante ormai la storia. Mentre contrordine gli insegnanti sono bravi, scrive Simona Bertuzzi nell'articolo di fondo di Libero, chi salva la scuola, quanti bravi insegnanti ci sono in Italia, appassionati e preparati, appesi tristemente a un ministero che invece è deficitario. La scuola la salvano gli insegnanti, scrive Libero. E sui pregiudizi delle toghe, Francesco Bellomo, domani a Catania l'udienza preliminare che vede Salvini imputato per il caso appunto della famosa nave. Commenta Bellomo in prima pagina come è difficile per un giudice non avere pregiudizi. La capacità di orientarsi in base alla logica e non ai sentimenti è uno stato dell'intelletto complicato da raggiungere e la pressione mediatica non aiuta, scrive Bellomo in prima pagina su Libero. Qui Parlamento. E io do il benvenuto e il buongiorno a Paolo Formentini, che è in collegamento, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera e per la Lega, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno e grazie a Paolo Buongiorno Formentini. da Catania. Da Catania, dove ovviamente oggi continueremo a seguire anche il corposissimo programma degli incontri che partono alle 10 tra poco con il tema proprio dell'agricoltura, del Made in Italy, del turismo, della pesca con il nostro Lorenzo Viviani. Ci sarà anche Antonino Danna in studio a seguire e a commentare. E naturalmente Formentini, questo stavamo giusto citando la fotografia di Libero oggi in prima pagina con Salvini e il Premier Conte 1, che si vantavano dei decreti sicurezza e della gestione dell'immigrazione all'epoca. Certo che ci vuole una faccia di tolla mica da ridere per passare dal Conte 1 al Conte 2 rimanendo Conte. Mi scusi il gioco di parole, Formentini. O no? Sì, è pazzesco e vergognoso. Ecco, quello che si è costruito giustamente con Matteo Salvini nel governo di cui abbiamo fatto parte, oggi lo si vuole smantellare. Peccato che il Premier sia esattamente lo stesso, è qualcosa di assurdo ma davvero vergognoso. Allora, parliamo però di politica estera e facciamo un piccolo focus su un punto che lei ha commentato ieri a proposito della questione Israele-Palestina. Il patrocinio, quello è il fatto, del secondo municipio di Roma a un festival della Palestina con la presenza di attivisti del movimento di boicottaggio di Israele. Lei dice questo è un fatto grave che condanniamo con fermezza, in un momento peraltro nel quale mi sembra, Formentini, glielo chiedo come vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, esperto di politica internazionale, in un momento nel quale le scelte di campo
sono abbastanza importanti, sono abbastanza nette le scelte da fare, anche se oggi, non so se l'ha già vista, c'è una lunga intervista in esclusiva di Repubblica del direttore Molinari al segretario di Stato statunitense Pompeo, il quale sembra essere molto diplomatico e molto cauto sia col Vaticano filocinese sia con il governo Conte. Un suo commento, partendo magari da qui, dagli scenari generali, per arrivare al particolare da lei denunciato del patrocinio a questo festival della Palestina a Roma. Sì, il comunicato che ho fatto ieri mattina l'ho fatto anche come presidente del protocollo di collaborazione tra la Camera dei Deputati e la Knesset, il Parlamento di Israele. L'ho fatto con convinzione perché la Lega da sempre si schiera per il diritto ad esistere e difendersi di Israele. Non tutte le forze politiche lo fanno, purtroppo. E infatti abbiamo visto questo evento organizzato dal secondo municipio di Roma a guida PD, che vede presente il movimento BDS, che è il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Ecco, secondo noi Israele è una grande democrazia e sta cercando in tutti i modi di arrivare alla pace. Abbiamo visto la firma a Washington con gli Emirati Arabi e il Bahrain dell'accordo di Abramo, che a nostro modo di vedere è un accordo epocale. Ecco, da lì si partirà per vedere la nuova situazione geopolitica, il nuovo equilibrio geopolitico nel Medio Oriente. Questo per quanto riguarda Israele. Venendo a Pompeo, Pompeo non è cauto, Pompeo cerca di fare quello in cui crede, ne siamo certi, cerca cioè di tenere unito malgrado sia così si dimostri ogni giorno con comportamenti che vanno in tutt'altra direzione, ma cerca comunque di tenere unito l'Occidente di fronte alla sfida più grande che si trova ad affrontare dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Ecco, il pericolo a nostro modo di vedere è lo stesso, forse ancora maggiore, perché i mezzi tecnologici, il famoso 5G, le infrastrutture digitali fanno sì che il mondo sia molto più interconnesso di allora, ma il pericolo di una dittatura comunista che cerca di dominare il mondo è ancora lo stesso. Ma Pompeo sembra avere parole, non dico dolci, ma di apprezzamento diplomatico, tra virgolette, per Conte e Di Maio. A lei cosa ne pare, Formentini? Beh, ma lui non può che aver ricavato per ora quell'impressione, perché ovviamente sia Di Maio che Conte si sono così lanciati in grandi promesse. Non ci sarà Huawei, non ci sarà ZTE, queste ditte di Stato cinesi nel 5G italiano. Il collocamento dell'Italia in ambito internazionale è quello di saldo alleato degli Stati Uniti e membro orgoglioso dell'Alleanza Atlantica. Peccato che noi della Lega osserviamo ogni giorno che non è esattamente così. Quindi sarà grande anche la delusione del segretario di Stato Pompeo, perché questo governo, ne siamo sicuri, non farà scelte nette di campo, quelle scelte che in un'epoca appunto di una contrapposizione globale fortissima tra gli Stati Uniti, difensori della libertà, della democrazia, dell'Occidente, e la Cina comunista che opprime le minoranze, che schiaccia i cattolici, i cristiani. Ecco, la scelta di campo è davvero vitale. Però questo governo non la farà, perché noi, e porto una testimonianza diretta, sono 4 mesi che in Commissione Esteri, in ogni ufficio di presidenza, chiediamo la presenza del ministro Di Maio per un'audizione, per sapere quali siano veramente le relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Non ha mai dato un cenno di risposta. Formentini, altro tema, non le rubo troppo tempo perché la mattinata è molto intensa anche per lei lì a Catania, la seguiremo anche qui a RPL integralmente, sostanzialmente fino a stasera, quando Maria Giovanna Maglia alle 18.30 intervisterà Matteo Salvini dal palco pubblico del Porto di Catania. Ecco, dicevo, un altro tema che dovrebbe interessare molto tutti noi, anche se lo coprono in pochi, e dal punto di vista mediatico, è quello che sta accadendo in Nagorno-Karabakh, no? Dove c'è una partita in corso che da 30 anni ha generato più di 30.000 morti nel quasi silenzio di tutti, dove c'è un popolo, quello armeno,
che indubbiamente, senza girarci troppo intorno, è un popolo che ha subito angherie e aggressioni di ogni tipo, purtroppo già storicamente, ben prima della Shoah, a partire dal 1915 per mano turca, e di nuovo i turchi, lo ha denunciato ieri anche il presidente francese Macron, i turchi sono intervenuti pesantemente in chiave anti-armena nel Nagorno-Karabakh, autoproclamata repubblica che era di maggioranza armena appunto, e i jihadisti siriani al servizio dell'Azerbaigian sostenuto dai turchi sono sicuramente presenti in Armenia, il che, scrive oggi un ottimo inviato, devo dire, di Repubblica, Pietro Del Re, sta risvegliando il terrore degli armeni che si ricordano, questo popolo di cristiani di montagna, hanno ricordi antichi delle conquiste arabe, persiane e turche dei secoli scorsi e del Novecento. Allora, una partita anche questa che dovrebbe essere seguita con molta attenzione, anche da noi, no? Assolutamente, infatti la stiamo seguendo con attenzione. Sono intervenuto proprio l'altro giorno alla Camera dei Deputati per portare il nostro abbraccio al popolo armeno e per chiedere che cessino le ostilità. Come si è detto, il popolo armeno è un popolo martire perché ha subito un genocidio, il primo genocidio dell'era moderna, quando l'impero ottomano decide di sterminare e eliminare da intere zone dell'attuale Turchia le comunità armene. Si è detto giustamente con riferimento all'oggi che è un popolo di montagna, bene, non era così, era presente con villaggi, comunità, chiese sulle coste dell'Anatolia, oggi non c'è più. Ecco, e noi quindi davvero non possiamo non ricordare questo martirio e non ricordare che l'Armenia è stato il primo Stato, la prima nazione, il primo regno cristiano della storia. Detto ciò, oggi veramente bisogna far tacere le armi, perché finché tuonano i pezzi d'artiglieria e vengano abbattuti aerei è difficile ripartire con un dialogo. Grazie allora a Paolo Formentini, vicepresidente leghista della Commissione Esteri della Camera. Buona giornata a Catania. E grazie ancora, buon lavoro. Grazie Formentini. A voi. Chiuso questo flash, noi torniamo brevemente alla musica. Sì, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo chiudere? Dobbiamo mettere un po' di un momento, abbiamo 3-4 minuti, giusto? Ah no, il jingle. Qui Parlamento. Esatto, grazie a Roberto Colombo. Intanto musica. Ottobre 1935, è ancora in vita fortunatamente, nasceva a Budapest Peter Frankl, pianista ungherese, poi naturalizzato statunitense, qui alle prese con la suite bergamasca di Debussy. Il 2 di ottobre ma del 1951 nasceva a Wallsend in Gran Bretagna anche Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, polistrumentista, cantautore, attore, ha esordito come membro dei mitici Police per poi intraprendere la carriera solista di successo. E qui lo ascoltiamo, anzi per chiudere la nostra mattinata, dopodiché non perdete la seconda puntata della Piccola Patria. Già vedo di là del vetro il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che tra poco sarà qui in studio per la seconda puntata appunto di Piccola Patria e i subalterni. Qui lo sentiamo in un'interpretazione molto diversa dal solito di un brano di un compositore del Seicento britannico, John Dowland,
che racconta di un gigantesco 2 di picche che un uomo riceve dalla sua amata. Il dolce amore adesso invita le tue grazie che si rifiutano di darmi il giusto piacere, a vedere, sentire, toccare, baciare e morire ancora con te. Ritorna che io possa smettere di piangere per il tuo sgarbato rifiuto. Con questo seicentesco 2 di picche noi ci salutiamo. Come Again di John Dowland, interpretato da Sting, che nasce oggi nel 51.